A causa del Covid, quest'anno ogni residente del Veneto perderà quasi 3.000 euro, con punte di 2.878 a Venezia, 2.957 a Treviso, 3.192 a Vicenza, 3.275 a Padova. A calcolare la contrazione del valore aggiunto per abitante a livello provinciale ci ha pensato l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha denunciato un altro dato. A fronte di una riduzione del PIL veneto del 10,2%, lo stesso scivolerà a livello del 1999. In termini di ricchezza, pertanto, si retrocederà di ben 21 anni. Le province che subiranno la contrazione percentuale del valore aggiunto più importante saranno Treviso e Venezia, seguite da Vicenza e Padova. Gli artigiani mestrini sottolineano che i dati emersi in questa elaborazione sono tra l'altro sottostimati, aggiornati al 13 ottobre e non tengono conto degli effetti economici degli ultimi DPCM. Con meno soldi in tasca, più disoccupati e tante attività che entro la fine dell'anno chiuderanno definitivamente i battenti, rischiamo che la gravissima difficoltà economica che stiamo vivendo in questo momento sfoci in una pericolosa crisi sociale. Le misure vanno estese, chiede la CGA, non solo nelle aziende tenute a chiudere in base ai DPCM. Sostenendo con contributi a fondo perduto non solo le attività che sono costrette a chiudere per decreto, ma anche una buona parte delle altre, in particolar modo quelle artigianali e commerciali che, sebbene abbiano la possibilità di tenere aperto, già da una settimana denunciano che non entra quasi più nessuno nel proprio negozio. La preoccupazione riguarda infatti la tenuta occupazionale, conclude con la stima la CGA. Nonostante il blocco dei licenziamenti, quest'anno gli occupati in Veneto diminuiranno di 41.200 unità.